totus e bene agattados a historias, custa guida intramos in una questione manna, sa relata intra sa Grecia e sa sociedade. Una relata che fosse più forte come soprattutto da quando questa pandemia, questo coronavirus ha cominciato a corpare forte sa gente, o chi ne fa che ne maladare e fa che ne perde su triballo, cancellando su triballo si speranza. Sa spesso sono più povera se tene di spramar medas. E sa Grecia, cominciando dai gusto Papa Francisco, è più accosta dei suoi bisognosos. E noi stiamo di tutta canta questa cosa con un ospite, con un pridru che in mezzo già conoscono e fa cose importanti a sapere, poi impegno, poi su chi ha fatto in Castello e poi su chi ha fatto in Serdiana. Siamo cristiani di Don Mario Cucusi, grazie per essere in noi. A vosaltros, mi invitato. Don Mario Cucusi, poso spagos chi non lo conoscono, è nascito in Siugus Donicale sul 1945 e è stato fatto prietero in su mese di Lampard sul 1970. Dunque si sanno appena colato ha festato su 50 anni a prietero. È stato in mezzo a Logos e come si catta in Serdiana. Don Mario, 50 anni sei più commenti prietero. Abbaidando e bosa palas, ortando e sagare in secus, commette sono stato tutto quanto scustos anni, mezzo secolo. Ma fontano su bellos. Quando intendo che non c'è più educazione, non c'è più religione, non c'è più comportamento giusto e tutto. A ogni tempo si tiene su modo di vivere. Io non credo che sia bellezza, sono stati sia da in pasa dessa storia de someni è sempre innanti. Allora che sa sul modo che de castia de sa Grecia e sul mondo in generale è de uno che crede che si storia non è una roda, è un viaggio. È un viaggio di identità, è un viaggio di arricchimento spirituale, di arricchimento materiale, di arricchimento di conca, della scienza. È un viaggio, non tengo nostalgia sul passato, ma è possibile tenere nostalgia dei primi 50 anni del 1900, con due guerre mondiali, una europea mondiale, con milioni di motos di spagnola, di motos di asiatica. Quando intendo gente che tiene nostalgia del suo passato, non riesce a seguire, poi non tenta ragione. Quindi quando penso a questa Grecia e a questa società di questi 50 anni che ha vivuto come te predi, ma io penso che ogni tempo si attento a cosa bella sua, ma per esempio, con i spicciocchetti, certo, 50 anni fa avevo un gioco a fare attività con spicciocchetti, proprio gioco, in senso materiale su vuoto, non in senso metaforico. Però certamente in suo frattempo la Grecia è cambiata. Da un certo punto di vista non sono manco contento da me di quanto è cambiata la Grecia in certi anni, mi sto riferendo ai anni prima di Francesco, ai anni di Papa Ratzinger e Papa Wojtyla. Quindi la Grecia forse in questo periodo ha fatto più passo indietro che passo in avanti, ma è un giudizio mio da quanto ma l'unaga non tengo troppo nostalgia di questo periodo, però non si può dubitare che sul mondo nostro è meglio di questo mondo di 50 anni fa. La Grecia non riuscì, la Grecia che in dubbio tengo, perché Dio se cresce con questa spiritualità, con questa teologia, con questa ecclesiologia, come si chiama in italiano, di Papa Montini, Papa Paolo VI, e quindi c'è una cosa di nostalgia di questo periodo da tengo, però non credo che possa negare che questo mondo e questa Grecia pure in certa maniera è una cosa da non apprezzare, insomma, ecco. Fa che su pridero e se pridero mezzo su
non è solo andare in missa, è sta ben tra i sardommoso, abbiere sa sofferenza, abbiere commente sa vive. Siamo più poveros o più ricos? Siamo mezzo del 1970 o del 1980? Ma su giudizio, per questo non è facile in meta. Per la umanità non mi pare che sia donando una prova di grande sensibilità, di grande attenzione a questa sofferenza. Mi pare che di sentire fuori come tenere su questo aspetto istintuale già dei uomini, su di vincere la lotta per questa guerra, per vivere. Credo che in questo periodo noi stiamo sperimentando sempre di più con questa seconda ondata di pandemia. Mi pare che cresce più sul menefreghismo e su pensare a ognuno a sua vita sua. Quindi sta pobrezza c'è, ma questa pobrezza ne conoscono sicuro 50 anni fa. Oggi è una pobrezza che è, come tenai, posta a confronto con questa grande ricchezza dei più ricchi. E quindi su popolo puro, da volte, in ogni maniera, raggiunge certo livello, ma questa pobrezza nostra, dei nostri picciochetti di 70 anni fa, è fuori pobrezza, però vive con serenità, con l'aiuto dei mani puri. Poi invece questa pobrezza è sempre una regione di odio, di contrasto con satiro. Quindi sempre più questa ricchezza è diventata questa maniera di giudicare i uomini. E quindi questa pobrezza da abbiamo questa maniera. In Sabina mia, in Serdiana, noi aiutiamo la gente, le famiglie sono un po' notenti, cosa poi ci davvero bisogna anche con un pacco, anche con una cosa, per cui ci aiutiamo. Però a volte, da Rubico, questa pobrezza è una cosa non ho inventata, ma già. Forse sì, chi è povero è sta rennegato un su mondo che è povero. Sì. E in Sarbiglia sa pobrezza, so povero, sono differenti, hanno una maniera differente di essere poveri in città. È una pobrezza differente o è la stessa cosa? No, c'è una pobrezza differente. Proprio per questo che narravo prima, s'abita anche se è un serdiana, ma s'abita mia pure, si urgus. Questa pobrezza meta volta si vivia come una condizione di inferiorità e quindi uno si da vive già con rancori, con satro che lo vince, che è preso un atto. Quindi è una pobrezza a volte si scatena da finché il sentimento leggero, insomma. Però questa pobrezza del suo gastedaio è pobrezza proprio di vivia commente condizioni di mancanza di cosa va pai, quindi si incighetta a se l'emosina. In Sabida questo non si vede meta, non si vive questa pobrezza commente uno che piange sempre miseria, che anda sempre a perire, quindi è un modo diverso, credo.
proprio dell'esperienza in Castello, in sa zona di San Marina, più di 30 anni in una delle città che esprena dei stranzor, dei musulmanos, come intendiamo. Come ti ha fatto la Grecia in tutto questo anno? Quali sono state le difficoltà per mandare avanti una comunità e per la fare entrare in relata con un'altra gente che è di una cultura differente? Ma ad uscire su questa zona, su quartiere del suo orto di Castello, su un quartiere di gente che arriva da un luogo e quindi di vivi in una bidda. In una bidda adesso Castello Castellaio, insomma, no? Poi cambiano baghetto quando hanno costruito il palazzo dei consigli regionali, ma da gente a Tenza Domo del suo comune in quartiere Nodo, Sant'Elia, Molino Beccio, e quindi è cambiata. Noi, come te Cresia, io trabalhavo bene, non scetti sa gente di San Marina, mo penso ai amici, usano termini che non mi piace da me, non devo birissu e tutto, appunto intellettuali, che quando sono serve intellettuali, che anche un amico mio mi risponde fuori un mouse, in suo senso che gente di cultura che si non ti posso imparare con sa Gresia, con sa parrocchia, e uso costruire a pago relazioni di amicizia, di accoglienza, festas, prangios, tante cose. I musulmani che viene a festa del suo Ramadan in parrocchia, che hanno via del luogo per pregare, e poi vai a festa cosa ansoro. Questo ha fatto scandalo a Caliccuno? Non me da me, no. Ormai siamo abituati a cose che facciamo in parrocchia, per cui quindi iniziando questa cosa non fu di scandalosa, non fu di una da Marregodu teniu su bispo in cresi, vendis cresi, ma i musulmani vanno in auledas del suo catechismo, fanno su Ramadan, su Ramadan, e Marregodu fu venuto un giornalista, ma sono Marregodu che venisse in cresi pregando a Dio, e in sa casa parrocchiali fendi festa un po' là. Però questa cosa bella è stata che in questo periodo ho tentato un lavoro bello di cambiare questa mentalità di questa città. Come ti fai questa mentalità di Dando? Quando Dio arrivava a San Marina, su 1980, San Marina fu di un quartiere che narranta senza radici, senza storia. Io forrogavo a tutte le terre, ho sagato i sarregini, insomma, quella forza, e poi in Anta, che si guarda a San Marina, ha fatto tornare a scrivere a noi la storia del castello, del castello romano. E quindi è stato un lavoro che si in 30 anni, con tante cose, con un momento di musica, di teatro, di cinema, tutti grandi attori e registi in Piazza Gresia, in stagione estiva, poi vai a presentare un film, in scavi archeologici, danno molta importanza a questa parrocchia, per cui fundi stati da tante cose che hanno fatto bene questa parrocchia, non scelte dromia o distanziata da questa cultura, ma fendi cultura. E è questo questa cosa che Sagrese c'era da fare. Poi pure, Sagrese di fronte a questo problema di questa lingua in liturgia, non puoi parlare distanti, a mani concerte, come in italiano, aspettando che questa cosa cambi. No, tocca da noi da cambiare. Noi siamo obbligati, con questa scuola, imparare con questa scuola in Sardegna, a difendere questa lingua, ad usare in Cresia, scelte cantonoso e usa portare questa lingua in Cresia, questa lingua si salva, ne sono convinto, impara questa scuola, però questa Cresia è molto importante. Qualcuno ieri mi ha chiesto, cosa dirai alla predica?
e ho detto quel che mi dirà il cuore. Bene, credo di poter dire con molta più umiltà di quanto potesse dirlo Don Milani, che anch'io ho amato forse più di Dio i fratelli che mi ha affidato in questi anni. Io ho servito la comunità, vi dirò di più e lo dico con forza quasi, ho preferito obbedire alla comunità che obbedire ad altri comandi, ed è questo che voi sapete mi ha creato qualche difficoltà. Noi stiamo vivendo un tempo difficile, ma là donamos, forse non solo che si spende su triballi, ma forse sull'umanità della gente. Sa Gresia, iter faghinde e ite può fare? Questa è una domanda che tocca da tutto a tecnica in dubbio con la nostra mobilità, e non si offendi. L'unica sa Gresia non dei pescetti fai alle musinas. Sa Gresia fai cresci in sa popolazione su diritto, non sta carità. Quando sa Gresia non è più impegnata a fare su Stato, cioè a fare le musinas, ad non passare gente, adesso è un mondo rubello. Non posso essere contento di questa gente che Dio ha scritto nel registro su questa Caritas. Non posso essere contento. Canto per spago, antesse che ha scritto nel registro, meglio adesso, con questa Gresia, non devi scegliere fai assistenza e donai a papà, ma devi fai cresci la dignità di questa persona. Questa è la cosa che è difficile, però tocca dare questa cosa bella che suo papà, grazie a Dio, questo è fendito. E il movimento della scoscenza. Certo, si fatto comprendere che questa cosa che devi fare è semplicemente, tocca a far entrare in questo mondo sul regno di Dio, cioè non sul regno del dinai. Il mercato che domina tutto, no, ma questo regno di Dio è giustizia, quindi quando sta Gresia adesso è impegnata a fare crescere giustizia sul mondo, ha fatto su dovere su. Meda De Bruso, insisto su questo concetto, Meda De Bruso, quando poi Naiga ha fatto tanti tratti su tanti cose che andava a pappare non è questo compito, non è questo un montone di gente. Sì. L'uomo non è un essere razionale, l'uomo è un essere relazionale, è la relazione, cioè l'atteggiamento di disponibilità verso l'altro. Ecco il concetto di relazione. Sono povero, sono cresciuto in questo anno, vedendo questa situazione. Sono cresciuto, sono dei più, chi è spattando di più questa crisi? Sono giovani, sono bestia, sono famiglie? Ma dopo una stabilità questo aumento di pobrezza in Serdiana devono da via. Ma però teno presente che in Serdiana dovete meda movimento di agricoltura, l'economia che si muove. E poi spicciocchetti sono tutti ben accudiosi dei mannos, in sul senso che ci vanno i babbi, ci vanno i nonni, la gioventù non disunfridi. Questo accade, questa cosa prolegge invece che la gioventù abbandona il suo studio, questa cosa che deve fare rifletti. Troppo gioventù abbandona da bio in Serdiana è una cosa mera trista. Soprattutto in Serdiana la gente mera che può dire questa possibilità di fare studiare figlio, come ti dicevo una volta. Prima i pastori fanno sacrificio per fare studiare figlio. O invece non si importa nulla il suo figlio. Non è che non riporti nulla, non sono in grado di avere motivazione, se figlio si può andare a studiare. Ma forse si vede che se uno studia
non andate avanti, forse ci sono altri valori che siamo comunicando a sor giovanos. Non riesco che sia certi un po' gusto, può essere che sia questo pure però, Penso. Può essere una motivazione sul fatto che i giovani sono vinti, dopo che hanno studiato, hanno vinti prospettive. Poi testi, di Dengio, di Cioccheggio, si organizzando una cooperativa per fare attività proprio con spicciocchi e tutto, è dubbio che hanno bisogno di inventare una cosa, può essere poi di aggiungere esatto. E tocca a insistere con questa autorità, con questa amministrazione, a usare bene su di noi, a non ci rugatare questa strada, a che da ciapa, no, tocca a tenere progetti su fare crescere la comunità. E poi noi abbiamo questa fortuna che abbiamo un'amministrazione di picciocchi, dei giovani, su sindaco di 40 anni, gli assessori di 8 picciocchi di 30-35 anni, e quindi sono più appassionato. E questa passione deve arrivare a trasmettere entusiasmo, gana di studiare, gana di impegnare, non avrai sempre aspettando che qualcuno sistemi di cose, insomma. Questo Papa Francisco ha fatto cose di importo umano e narra sempre di una cosa che a me mi fa che bene a suo cuore, narra che non tocca di lasciare a nessuno inseguito. Quanto bene fa che un Papa a sa Grecia, un Papa che narra gai e chi fa che gai? È un Papa che è andato innanzi, non si sa storia. Prima sa Grecia ci cade de Gurri ha fatto questa storia. Questo Papa è un Papa che sta avendo modo nuovo di dire questa storia, di una prospettiva, quando nata guaiana alla cultura dello scarto, che cadora sempre in sfide suso, e tutto questo ho una speranza. Già è fanatico di Papa Francesco, quindi no, a me toccai. E mi piace troppo sul fatto che ormai si vada a comprendere che questa cosa importante, meno di bruso del suo rito che ho abbandonato, le scomuniosi che vanno sempre lo spazio, chi cresce di sa dignità dei uomini, credo che la Grecia ha raggiunto il suo scopo suo. E devo fare che questa Grecia chi non ha fatto un galo, quando noi che stiamo di Grecia, che stiamo sempre che la gente non anda più a Grecia, non crede più in Dio, ma forse la Grecia devo fare che può tornare a cosire la gente, a saccusire la gente, a sul bisogno della gente. E questo è il suo problema, a volte si ferma troppo a contare le comunioni. È una idea, noi a contare le comunioni, a contare che in questa idea due comunioni, due di aiuto, due di attenzioni a chi è solo, a chi non tiene traballo. Noi, come tenevamo prima, in Serdiana non abbiamo questo grande problema, stabilità. Però, la Grecia in generale non deve andare a cercare di tornare a, uso un termine italiano, a ritualizzare. Sì, certo, ormai sta messa fa dormire la gente, sta messa non interessa, di chiacchierare con il cioccherio, sta messa può fare una crisi, ed è pure una stabilità quando mi sono in crisi, in Piazza Cresi, dopo San Missinato, domani ci vediamo domenica prossima, però mi raccomando, non manchesi, quindi ho l'unica che è un altro problema questo della liturgia, che non può essere una cosa frimma, fossilizzata, imbidonata, come tenevano un sarto, no? Sempre uguali. La gente sempre cittia, poi addirittura mascherata pure, quindi immagino sì. Per cui tocca a cercare di cambiare questa liturgia pure, anzi torna a fare su messali nuovi, ma noi cambiamo meta, su fatto di andare una specie di feticismo rituale, proprio un feticcio, guarda toccare, che ha un altro vuoto, o che non ha un sardo su vuoto che riguarda l'Eucaristia, faccio uno sacrilegio. Quindi, questa cosa è seria, poi che motivo questa gente oggi non viene presa a Grecia?
potanoso predisi, predicato troppo a lungo, se strollicos, ma parece che sia questo puro, che se sempre questa predica è rimproverente, però è altra cosa, sul motivo secondo me, sul simbolismo dessa liturgia, noi comprendiamo Bruce, no? Manca da essa vitalità, manca sul rapporto tra sul momento di Grecia e sul momento fuori di Grecia, essa vita. Dio non anda a Grecia, poi taseo più bravo dei altri. Dio non anda a Grecia, poi taseo cristiano. No, anda a Grecia, può essere cristiano. È cosa che tocca a cercare di spiegare i commenti, cercando di essere più attento a sua voce di Dio, a sua Sacra Scrittura. No, non posso parlare in Grecia, non rendi 4 voci di incoraggiamento o del rimprovero ancora. Ma poi in Grecia poi conoscere Gesù Cristo, ma su Gesù Cristo vero. No, su Gesù Cristo come ti mi do canclusi resti inventato, come ti date inventato a Meggiugorio o in altro luogo. Ecco, Gesù Cristo ha dato in sua Sacra Scrittura, ha dato in sua Bibbia, ha dato a ragionando conto mio. E credo che il problema sia proprio questo, a far comprendere come si vive i nostri testi e a cercare di binvi a Gesù Cristo, a binvi. Non scelta a bivi, a fare in modo che l'umanità di mia da si invide di un vagheggio. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Entriamo in un altro conto, sempre di Grecia, di come potete fare questa Grecia a s'accostare a sa gente. Sa Grecia è lingua sarda. Come te sa relata e te entusiasmus? Non so se appunto bello. Nasce in Sardegna già 15 anni fa un movimento, un gruppo sostegno della Fondazione Sardegna che poi attento vinse questa autorizzazione del vescovo di Castello a organizzare questa cosa, cercando di vincere l'aiuto di questa regione sarda, per fare in modo che si possa tradurre questa Bibbia in sardo e sul messaggio in sardo. E sul fatto che questa associazione, questa fondazione, attento a questo incarico, e sul fatto che questa regione Sardegna fu disponibile ad aiutare, è una cosa molto bella. Finché questo potere politico è convinto che questa Grecia può svolgere una funzione di progresso, di educazione, di istruzione. Chi non aiuta questa Grecia a podi fare questa messa in sardo, non doveva fare una sceneggiata folcloristica, ma doveva portare questa lingua sarda, come mi ha sempre imparato un amico mio bellista, Antonio Pinna, questa lingua sarda in questa liturgia non serve a noi che stiamo con Dio, serve a Dio che stiamo con noi, che su quello di Dio deve entrare in suo cuore mio. E canto bruso questo voglio lo ascolto con tutta questa ricchezza che questa lingua di mamma e di babbo, tanti brusi da comprendere tornare a vivere questa vita. Quindi credo che sia un ruolo importante e per presto tocca dare questa verità che a noi in seminario non si questa lingua più peso, quindi a mano è difficile da recuperare, che devo predicare sempre in italiano, è difficile che mi adatti a predicare in sardo, finché in intervista pure, da cattolica, tengo problemi a questa cosa in modo più approfondito, ma questo poi noi si cresce in questa maniera, quindi chi è che dimmi? O chi è che non fa nulla per portare questa lingua in Grecia? Spredesi. I obispos non ci crenti. Ma vuita, per maesa? No, non è per maesa. Questa è ignoranza.
e poi sul fatto che non fonti bonus, no? È un impegno umano a fare gusto, ma non che dove fai cresci sa lingua, dove vai? Bacchese Bandino, presentando sul vocabolario, sul dizionario sardo di Mario Pud, ha scritto che sa identità e sa lingua debbenti fai un viaggio, debbenti fai proprio un cammino. Su fatto che noi oggi non questione più su sardo, meda famiglie ormai non questione più su sardo, più su calicuna bida già, ma soprattutto non questione su sardo, tutto questo è un impedimento. Sagresia non deve scegliere i vermiti, ma deve incoraggiare sa lingua liturgia. Tutto questo poi è sa missione sua. Canto bruso non si risolve il popolo, avvarrai il popolo? E sa lingua è queste cose che fai sul popolo, lo fai come te popolo. Sagresia non è fendo una cosa e ci può tanti uomini a tempo, no, è svolgendo sa missione sua. Don Mario, grazie per questa speranza bella, piena di passione e di speranze. Speriamo di non tornare a biere sempre in sardo e magari di ascoltare qualche missa in sardo, tutta canta una missa in sardo. Appunto, addio, un cresi, appunto, due cose ti prometto. Una, che credo che ci davai, che Gesù Cristo mi ha aiutato ancora, ci ha fatto a arrangiare questa crisi, tengo un progetto per questa crisi. S'altra cosa, noi vogliamo morire prima di fare una missa in sardo. E tanto speriamo di non fare chitto. Grazie. A tutti. Realizzata col contributo della Regione Sardegna, Imprentax 2020-2021, legge regionale 22 del 2018, articolo 22.